Sono ripartiti oggi, dopo uno stop lungo parecchi mesi, i lavori per l'apertura del bivio di Contrada Ciuccafa a Porto Empedocle. Il cantiere per l'ultimazione di una rotatoria a raso sulla strada statale 115, in sostituzione dell'attuale bivio d'ingresso, estremamente pericoloso ed attualmente regolato da un semaforo, è già attivo dalle 7 di questa mattina. L'annuncio della ripresa dei lavori per la tanto attesa opera pubblica è stato dato dal sindaco di Porto Empedocle Lillo Firetto, che da tempo rivendicava che gli abitanti di Ciuccafa devono aver diritto e non vivere reclusi. Il nuovo ingresso di Ciuccafa eliminerà definitivamente il semaforo, fonte di estenuanti attese e code che si fanno insopportabili specie nel periodo estivo, ed è prevista all'interno della rotatoria adeguata illuminazione. Oltre che per gli empedoclini, ha aggiunto il sindaco Calogero Firetto, l'opera è di grandissima utilità perché riduce le estenuanti code per tutti gli utenti della strada che transitano da Porto Empedocle in direzione est o ovest. Dopo una sequenza sostenuta di interlocuzioni durata oltre un quadriennio, finalmente l'opera si completa e si tratta di una conquista in un tempo di risorse finanziarie molto scarse. Per questo, ha concluso Firetto, ringrazio i vertici dell'ANAS per l'attenzione e il paziente ascolto dedicatoci. Adesso il traffico verrà limitato per un mese a partire da oggi. L'ANAS ha reso noto che verranno istituite alcune limitazioni necessarie per il completamento dei lavori del nuovo svincolo. In particolare la corsia in direzione Sciacca rimarrà chiusa e il traffico deviato sul percorso alternativo segnato sul posto. Sulla corsia in direzione Agrigento sarà in vigore il limite di velocità di 30 km/h e il divieto di sorpasso. Ad ultimazione della prima fase dei lavori si provvederà alla chiusura del transito della corsia in direzione Agrigento con deviazione del traffico sulla corsia opposta, con il limite di velocità di 30 km/h e il divieto di sorpasso.